Con i primi colpi simbolici dell'assessore regionale alla sanità e ai servizi sociali Manuela Lanzarin e del sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser, ha preso avvio l'opera di abbattimento del vecchio edificio del centro occupazionale diurno dell'ULSS 4, dalle cui fondamenta nascerà una nuova struttura posta su 2 livelli. Il nuovo progetto è stato presentato dal direttore generale Carlo Bramezza e dal direttore dei servizi sociosanitari Mauro Filippi, alla presenza anche del vicepresidente del Veneto Gianluca Forcolin, di autorità politiche, religiose e militari. Andiamo a costruire 1100 metri quadri che vanno a completamento di questa struttura che era 13 anni che aspettava l'inizio e la realizzazione della seconda fase. Sono 2 milioni e 2 di lavori, compresi i progetti. Avrà durato un anno questi lavori, sono direttamente la direzione lavori direttamente dell'ULSS con l'ingegnere Baradello che è il nostro capo ufficio tecnico e quindi ci impegniamo. Abbiamo promesso questo di realizzare anche questa struttura. In questo momento abbiamo 11 cantieri aperti in tutto il territorio del Veneto orientale, nei 3 ospedali e sul territorio. Entro fine anno faremo l'inaugurazione di tutte queste. Assessore Lanzarin, che importanza ha per la Regione essere vicino a queste famiglie che tra un anno avranno a disposizione una nuova struttura? Ma è importante perché vuol dire insomma, che la Regione e le istituzioni ci sono, sappiamo che sono percorsi difficili, le famiglie ci chiedono presa in carico, assistenza, ci chiedono momenti di sollievo anche per loro, ma ci chiedono anche percorsi di vita indipendente, percorsi di inserimento lavorativo e una struttura come questa va in questa direzione. Queste sono strutture sociosanitarie in cui c'è bisogno appunto di un'assistenza importante, soprattutto quando parliamo di disabili più gravi che hanno bisogno quindi di un'assistenza anche più qualificata ma anche più continuativa. Sono strutture che fanno parte del nostro sistema che, ricordiamolo, è un sistema di integrazione sociosanitaria in cui la parte sanitaria si integra con la parte sociale, quindi territoriale, quindi non solo ospedale, non solo distretto ma anche territorio, comunità. È da anni che questa realtà riesce a coinvolgere dimensioni diverse della città, da quella scolastica, grazie anche all'impegno di molti insegnanti, penso a tutto il tema dell'agricoltura, degli orti eccetera, anche a quella delle associazioni di volontariato che si stanno spendendo e si stanno anche con generosità dando per creare comunità a una situazione che chiaramente prevede il disagio per molte famiglie legato a condizioni appunto degli ospiti, ma che ha bisogno della forza di tutta la comunità per poter andare avanti e guardare avanti con speranza. Un gioco di squadra che parte dal territorio, dalle esigenze, ma da una rete che sta funzionando bene assieme all'azienda, assieme agli operatori, assieme al terzo settore e alle associazioni di volontariato che stanno lavorando in modo capillare con tutti i nostri ragazzi e quindi prima di Natale dare questo gesto simbolico di inizio dei lavori credo sia il migliore auspicio per il 2020. Saremo qui prima di Natale dell'anno prossimo per inaugurare la struttura, magari alla presenza anche del Presidente Zaia, quindi veramente un bel messaggio per questa comunità, per questo territorio e un ringraziamento particolare al Direttore Bramezza per il grande lavoro che è stato fatto in sinergia con la Regione.